ordigno rudimentale, forse un tubo di plastica riempito di polvere pirica. Queste le prime analisi sui reperti trovati sul luogo dell'esplosione che ha quasi distrutto la macelleria di Bagnoli di Sopra. Un'analisi più dettagliata della bomba utilizzata per l'atto intimidatorio nei confronti del titolare dell'attività commerciale verrà fatta dai carabinieri del RIS, a cui in queste ore verrà inviato il materiale. Nel frattempo proseguono le indagini dei militari della compagnia di Abano Terme che stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Molti ancora i punti da chiarire a partire dal movente di questo atto che per modalità ricorda le intimidazioni di stampo malavitoso. Il macellaio, titolare del negozio, però ai nostri microfoni ha negato di aver ricevuto minacce di qualsiasi tipo. Il negozio era esploso, tutte le vetrate anche all'interno, è un un gran danno, insomma, non sappiamo chi sia stato. Adesso stanno indagini dei carabinieri che stanno andando avanti, insomma, a vedere com'è la situazione. Il sindaco di Bagnoli di Sopra parla di gesto vile e sta dando tutto il suo sostegno al suo concittadino. Tantissime manifestazioni di sostegno e di vicinanza, non solo alla macelleria ma all'intera comunità di Bagnoli, che ringrazio, e posso esprimere la piena fiducia nelle forze dell'ordine a assicurare nei tempi brevissimi il criminale che ha causato questo danno. Giovedì mattina il sindaco incontrerà il prefetto durante il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Prima, insieme ai commercianti di Ascom Veneto, parteciperà ad un sit-in a sostegno dei negozi di vicinato dei piccoli comuni. I piccoli centri, i piccoli comuni sono vivi e vitali se riusciamo a difendere, assicurare, a garantire un futuro ai piccoli negozi, e è per questo che è l'importanza di avere presto una nuova macelleria per una nuova attività.